Sì, infatti lo scrive da qualche parte che il consumatore ha una forte, comunque deve avere una forte consapevolezza, perché se si fa ingannare è anche colpa di se stesso. Un altro concetto molto importante in questo libro è il radicamento. Lei ha preso una frase da una ragazza ebraica allontanata a forza dalla sua terra e scrive: il radicamento è forse l'esigenza più importante e misconosciuta dell'anima umana. È tra le più difficili a definirsi. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta naturalmente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall'ambiente. A ogni essere umano occorrono radici multiple, ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale, tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente. Questo era un po' il concetto che abbiamo espresso ora. Camillo, questo come si può riportare poi su una visione dell'identità italiana attuale? Beh, noi siamo quello che mangiamo, sicuramente, no? Quello lo diceva un altro filosofo, un altro personaggio. E quindi cambia molto se noi mangiamo una cosa rispetto che un'altra. Mi è molto piaciuto il concetto che avevi detto di imprinting, no? Bisogna introdursi perfino nei McDonald's. Io ho sentito delle critiche terribili su questa cosa, no? Mi hanno detto il tuo amico Zaia si è venduto, è sceso a compromessi. Ma è giusto il concetto di imprinting, perché qui c'è il rischio che ci siano generazioni che non entrino mai in contatto durante la loro giovinezza con dei sapori locali. In qualche modo bisogna raggiungerli, forse purtroppo anche lì. Io preferirei ovviamente che non esistessero i McDonald's, ma visto che esistono non possiamo far finta che non ci siano, sarebbe veramente sciocco. Quindi è importante dare questa cosa. Io sono terrorizzato quando vengono meno appunto questi sapori, la trasmissione dei sapori, no? Il piacere del sapore. Ci sono tutta una serie di cose che sembrano relegate un po' ai nostri avi, ma se noi li perdiamo poi dopo come possiamo tramandarli ad altri? Diceva Simone Weil: chi è sradicato sradica, no? Allora se tu mangi un cibo senza radici ti sradichi a tua volta e sradichi le persone che stanno intorno. È un po' il problema del ristorante turistico, no? Del ristorante turistico in Italia, nelle città d'arte, tu vai in ogni località e ovunque ci sono gli spaghetti fatti alla bolognese, no? Cioè capisci tutto ovunque meno che a Bologna, dove non si sa che cosa siano, oppure ci sono le lasagne che anche a Bologna non si fa più, cioè ci sono dei piatti che finto italiani, che in realtà in Italia non si mangiano solo in alcune località, e queste sono cose sradicanti. Anche questo io credo lavorare sui ristoranti, cioè per dare al turista la sensazione di andare in una città e non in un non luogo, in un non ristorante con un non menù, con una non cucina. A proposito del progetto Make Italy, questo Ministro fa parte di una sua strategia politica e di comunicazione, in modo da diffondere e contaminare quanto più di qualità tutti i settori proprio. La vicenda Make Italy è un po' così riassumibile: se tu indichi la luna a qualcuno e questo qualcuno continua a guardarti il dito, cioè non è colpa tua. Con Make Italy è successo esattamente questo. La verità, poi lo scrivo nel libro, la verità è che il consumatore sta dando delle indicazioni chiare al mercato. Quest'anno ad esempio in Italia abbiamo avuto un incremento del 9,6% dell'acquisto del biologico, il 10% dell'acquisto dell'agroalimentare è venuto presso i farmer market, cresce dell'8% il prodotto tipico, prendono piede i distributori del latte. Quindi cos'è che sta accadendo? Il consumatore, in assenza di garanzie sulla tracciabilità e sull'origine dei prodotti, si avvicina sempre di più alla fonte, cioè al produttore. Quindi il consumatore sta imponendo una svolta ai mercati, che è una svolta identitaria. Voi vi accorgerete nei prossimi mesi, io ho avuto molti incontri pressoché con tutti i grandi gruppi della grande distribuzione, e tutti in maniere diverse ma comunque con un unico pensare stanno proponendo al Ministero, e noi li abbiamo ovviamente agevolati e anche stimolati, di cominciare a identificare l'area dei prodotti del territorio nella grande distribuzione, cosa che non sarebbe mai accaduta 10-15 anni fa. Questa svolta identitaria non è un caso che l'abbia capita per prima una multinazionale, forse la multinazionale, McDonald's. McDonald's quanto vale oggi in Italia? 392 negozi, 600.000 persone
che ci entrano ogni giorno, una spesa media di 6,5 euro e quindi la possibilità di andare a patti con McDonald's che alla prima volta, ai primi contatti, penso quasi 2 anni fa, quando proposi questa mia idea del panino, il nome l'ho inventato io, McItaly, mi dissero che era una roba da folli, e Chicago non avrebbe mai approvato questo progetto. Invece questo progetto oggi frutta l'agricoltura italiana 5 milioni di euro il mese, 1000 tonnellate di prodotto agricolo tutelato, ma soprattutto la possibilità di dare un'alternativa a quei ragazzi che entrano da McDonald's e che altrimenti avrebbero sempre il solito panino. Io ho detto, questo è il panino che ti può fare la nonna o la mamma a casa, perché comunque Asiago DOP, Parmigiano Reggiano DOP, pancetta della Val Venosta IGP, bresaola della Valtellina IGP, olio extravergine d'oliva di Monti Iblei, quindi un olio siciliano anche questo DOP, il pane con il grano, ovviamente con la farina di grano certificata, significa comunque una svolta identitaria. E vedrete, lo so per McDonald's me l'ha confermato, adesso esordiranno un sacco di panini del territorio. Questo significa che il mercato sta cambiando, quindi a chi continua a guardare il dito dico attenzione, perché prima o poi la luna rischia di invadervi, cioè di invadere tutta la vista, cioè sta cambiando il mercato e fortunatamente grazie a chi? Grazie ai cittadini. Simone Weil lo diceva, no? Simone Weil è questa ebrea che molla tutto, parigina, e va a lavorare alla Renault. Alla Renault. È degli anni 30-34, sì. Anni... poco prima della guerra. Sì. E lei parla proprio del radicamento, e questo è il tema, quindi il vero luogo nativo dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Puoi salvarci solo tu, il ministro Paladino, della gente di quassù, dell'orgoglio dell'alpino, nello zaino la soppressa ed il rosso bardolino. C'è qualcuno che non vota Luca Zaia presidente? Astinente, inappetente, cambi idea immediatamente. Questi sono alcuni passi della tua ode a Zaia, è amore questo. Sì, ho fatto una cosa folle che non si faceva da secoli. La pagina è una pagina intera uscita sul Foglio, poi è stata ripresa dal tuo sito, insomma è stata ripresa un po' in giro. No, io è stata una cosa mia che ha fatto enorme ho coltivato in segreto, ci ho messo un paio di settimane perché non che sia la Divina Commedia, però nessuno di noi è più abituato a scrivere in questo modo, no? Seguendo una metrica con delle rime comunque giuste, più o meno giuste, e quindi mi sono applicato a questa cosa. L'ho fatto perché c'erano pochi candidati che mi piacevano in queste elezioni e quindi quello che mi piaceva di più era lui. Poi c'era anche Magdi Allam, perché io ho una lontana origine lucana, però Magdi Allam non aveva speranza alcuna, mentre qui invece ho giocato molto facile, ero sicuro che avrebbe vinto e quindi insomma è stata un'esperienza diciamo positiva, anche se sono sicuro di non aver contribuito in alcun modo alla vittoria. La cosa era, mi sarebbe piaciuto fare Magdi Allam, ma insomma e farlo vincere, ma quella era un'impresa sovrumana. Mi sono limitato a un'impresa umana, che è quella di aver accompagnato anche un po' scherzosamente questa campagna elettorale. Ecco, questo...